Italia credo che sia di grande importanza da portare, non con tutto il rispetto del Consiglio Comunale di Scarano, sul tavolo della discussione della Camera e del Senato in questo momento. Veramente stiamo parlando della vicenda IMU, stiamo parlando del mancato incasso IMU prima casa, che voi sapete più o meno a quanto corrisponde, se fatto un calcolo, a 1 milione di euro circa. Il che significa che noi nel nostro bilancio abbiamo calcolato 20 milioni di euro, pur sapendo che non abbiamo incassato dai cittadini. Questa è la manovra finanziaria che naturalmente hanno fatto tutti i comuni d'Italia, perché voi sapete meglio di me che c'è un dibattito nazionale dove si ragiona della copertura da parte del governo di questo milione di euro di scalati che insomma fa una certa cifra sul piano di miliardi di euro sul piano nazionale. Guardate, se non ci facessero questa copertura noi saremmo davvero sul ginocchio. Lo siamo per un altro motivo, e il motivo veramente legato alla questione della liquidità. Mi spiego, ci sono delle imposte comunali che negli anni passati avremmo già dovuto riscuotere, ci sono dei trasferimenti statali che il governo avrebbe già dovuto garantire, che ancora non ha garantito. Se tornassimo indietro, se tornassimo indietro di un anno, noi avremmo già incassato l'IMU sulla prima casa, almeno per qualche data, avremmo incassato già la TARSU, mentre invece il tributo, essendo stato trasformato in TARES, siamo stati obbligati a fare una traslazione. Questa cosa ha portato un mancato incasso, che sarà la TARSU di 9 milioni di euro, che il 30% sono di quelli che non pagano, fatevi un po' più conteggio, e per l'IMU prima casa, insomma, almeno la preparata di almeno 400-500 mila euro. Che significa che il problema è nella liquidità, cioè noi abbiamo difficoltà ulteriori, al di là naturalmente del problema dei residui attivi, cioè dei soldi che vorremmo riscuotere che non riusciamo a riscuotere, per il mancato incasso in prima casa, per il trasferimento che lo Stato avrebbe dovuto garantire in sostituzione del mancato incasso in prima casa, e per il mancato incasso della TARES, della TARSU che frattempo è diventata TARES. Quindi la questione che mi preoccupa di più non è la copertura finanziaria, non è ma il problema della liquidità. Quindi quando parlate naturalmente di servizi sociali, della garanzia, i servizi sociali vengono garantiti, la copertura finanziaria ci sta. Il problema è relativo invece alla liquidità. Io sono stato sul tavolo ANCI nazionale l'altra settimana, l'edilizia dei consumi e tutti i sindaci hanno detto: voi state parlando di servizi, di fornitori, io non potrò pagare, ma tanti sindaci, il sindaco di Torino, il sindaco di Varese, io non potrò pagare gli stipendi il mese prossimo. Questo è lo stato delle cose. Noi proviamo ad andare avanti, adesso come vedete abbiamo avuto in queste ore un trasferimento dalla regione di 1,5 milioni di euro per i servizi sociali, tutto questo là. La preoccupazione in questo momento è più legata alla liquidità e alla copertura finanziaria. Quindi i servizi riusciremo a garantire, a meno che il governo nazionale non dica l'IMU prima casa non me la tolga, non me la trasferisco, ma in questo caso io intravedo una guerra civile e i sindaci porteranno avanti a Roma, che è stato con le mazze e poco, con i fucili, con di tutto e di più, insomma, che chiaramente sarebbe una manovra inconcepibile. Quindi la preoccupazione nostra è legittima, ma è nel dibattito nazionale di queste ore. La copertura dovrebbe sempre essere assicurata, perché il ministro e soprattutto il ministro degli enti, con i rapporti agli enti locali del Rio ci ha dato l'assicurazione che la copertura ci sarà. Quindi il problema è rimane sulla liquidità. Non so se sono stato